La chiesa di Santa Maria Annunziata di Busco è citata per la prima volta nel 1315. Eretta a Pieve nel 1506, seguì le sorti dell'abbazia, ridotta a commenda nel 1463 e soppressa dal Senato Veneto nel 1771. Cappella filiale dell'abbazia benedettina di Sant'Andrea di Busco, la chiesa di San Nicolò è documentata per la prima volta in un atto notarile del 1222. Venne subordinata alla chiesa di Santa Maria di Busco allorché questa fu elevata a Pieve. L'attuale chiesa, innalzata nel 1611 al posto della precedente, fu pesantemente danneggiata dal furore della Grande Guerra. Subito ristrutturata e abbellita al punto da essere dichiarata nel 1984 di interesse storico e artistico, mostra una facciata neoclassica scandita da un ordine di paraste ioniche poggianti su alti basamenti di tipo palladiano. Oltre alle nicchie al lato dell'ingresso, ospitanti battistero e confessionale, l'interno è costituito da un'unica navata con abside poligonale e 4 cappelle laterali. Degno di nota è l'altare di San Giuseppe con pala di Giuseppe Modolo e l'altare della Madonna del Rosario, affiancato da una lapide che ricorda che a causa della bomba caduta in chiesa nel 1918 la statua della Madonna venne solo scalfita. Sopra l'altare maggiore spicca la pala tardo-manieristica dell'incoronazione della Vergine, attribuita a Baldassarre d'Anna e connotata da un mitigato tintorettismo. Filiale dell'abbazia di Busco, la chiesa di San Mauro di Campo di Pietra passò al giuspatronato dei nobili Giustiniani di Venezia che la eressero a parrocchia nel 1548. La primitiva chiesa, completamente rifatta nel 1743, fu distrutta nel 1918. L'attuale edificio è dotato di un organo di Annibale Pugina e di una pregevole pala di Luigi Cima che raffigura San Mauro che resuscita un morto. Dalla chiesa medievale proviene una interessante formella in pietra raffigurante San Mauro, posta sul muro esterno. Qui a Campo di Pietra nel 1747 venne battezzato l'abate Michele Colombo, dotto letterato lodato da Ugo Foscolo, stimato membro dell'Accademia della Crusca e precettore dei nobili Porta di Parma.